zingaro, voglio vivere come te. Buongiorno Italia, non ha attaccato tantissimo, ma c'era un vento, ma non è una roba pazzesca. Wow, ragazzi, la strada non è neve, è ghiaccio, è puro ghiaccio. Provo a immaginare salire su lì col camper, quante belle sgomatate. Vabbè, ma noi ne rimaniamo qui un po' di giorni, anche perché per 3 giorni così è previsto. A Volpe ieri notte, guarda, vedi? Le volpi, guarda quante! Una e non è tornata indietro, 2, 3 volpi. Tu mi dirai cani, no, non c'è nessuno che porta i cagnolini qua in giro, l'unico cane del paese è grande di dimensione. Perché come fai a riposarti? Guarda che robe sono passate di qua, le volpi. Come fai a riposarti con questi giardini di Singano? Come fai? Guarda che lavori, guarda, guarda che mistero, guarda. E qui bisogna fare il buongiorno Italia, qui, proprio qui. Ma io no che le umilo, qua che le suto se sta bene. Per quanto possa interessare a pochi, parlano benissimo di questo prodotto per la lubrificazione della catena. Certo che io pensavo, no? Su Amazon, come scrivo lubrificante, cioè praticamente sono l'unico che cerca lubrificante per bici, perché che altri cerca altri tipi. Ma guarda te! Una Fufi! Mi segui dappertutto! Mannaggia! Ma chi si è affezionato? Sto Fufi qua, questo colpa. Svolta a sinistra. Va a buttare via squassi. Dai, va al bar chi ti dà qualcosa. Voglio al bar chi ti dà qualcosa. Io devo andare. Check it out, 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 check it out. Pranzetto fuori, grazie, arrivederci. Wow, e anche quando dimentico i pantaloncini con la protezione al culo, tra parentesi che malissimo che ho il culo, e sono felice lo stesso. Però ragazzo, io vorrei condividere questa bellissima, veramente bellissima proprio, mi sono adesso proprio fuori dal mondo ogni volta con sta cazzo di Singano Bike, e con te scegliendo una bella canzoncina e far scorrere le immagini così. È pieno di cacciatori che passano, no? I quali andranno a fare la caccia alla volpe probabilmente, la quale, come tu ormai ben sai, è un canide, quindi è della stessa famiglia del cane, lo stesso cane che accarezzeranno e ci giocheranno quando poi torneranno a casa. Che figata la vita, quando non capisci un cazzo, è così bello quando non capisci un cazzo, tutto facile. Ok ragazzi, ascolta, non è giornata, nel senso che io mi sono vestito male, i pantaloni e le scarpe proprio non vanno bene, ci vogliono quelli cerati ma erano bagnati, sono a asciugare, e altri paia di calzini con sopra dei calzini termici. E sta stradina qua era anche bello perché arrivava al monumento di Bottecchia, no? Che era un ex campione di fama mondiale di bicicletta, che poi ha dato anche il nome al marchio, no? Tipo la Singano Bike, non questa, quella muscolare della Bottecchia, no? Quindi era carino andare lì, solo che da qua ad occhio, cioè c'è un'ottantina di chilometri di ste stradine. Io adesso ne avrò fatti sì e no 15-20 massimo. Ah no, c'è sta strada forestale che è lunghissima, in più aspetta, è l'una, ok, l'una -5
dei clienti, tra l'altro anche nuovi, mi hanno scritto e attendono risposta, e io ho anche fame, quindi 1000 motivi per tornare indietro. Just gon' bless your girl like this, that weedy F-R-E-F-H, we prep. D-E-F, that's why we deaf. We definitely B-E-P-B, reppin' it, so pump it louder, 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 pump it, pump it, pump it. Vieni Lemmy, vieni, certo che i meno 8 gradi si sentono, porca troia. Il CP, cosa ha visto sto CP? Sì, perché ieri era pieno di impronte e occhi di volpi, strapieno di volpi qua. Devo dire che non può fare ulteriore pubblicità, ma ste torzette della All-Light me le sto godendo. Cioè, più che altro la Baton 3 è quella, diciamo, la mia preferita. Tutte le altre gliele ho regalate a Giacomo, tranne vabbè una da testa, ok, vabbè, ma la Baton 3 è veramente una roba eccezionale, piccolissima, leggerissima, più se vuoi anche la sua custodia portatile che la ricarica di 3 volte. Quella è veramente fantastica. Oh ragazzi, quando l'amorosa non c'è chi va a puttane e chi si fa un garlic bread da chilo, madonna che buon! Mamma mia, traduzione, pane all'aglio. Strano, questi paesini di montagna di sera proprio sono no disabitati, dei più. E vuoi mettere a camminare così in mezzo alla strada? Ma in mezzo, proprio, guarda. Ma che misteri. Ovviamente non è che registro tutta la mia vita, no? Però è carino dire, o comunque anche ricordare a me stesso, che oggi col CP abbiamo fatto il sentiero, quello un po' wild, lungo il torrente, io in bici e lei trotterellando. Poi, questa è una cosa che secondo me interesserà tantissimo tutti i maschi. Se fai la pipì fuori a -8, praticamente quando hai finito, dal buco del pipino vedi che esce tipo del fumo, no? Un po' come quando spari, no? Sì, insomma, fa molto cowboy. Rieccoci tornati nella mia attuale residenza, ossia nell'area camper. Si è aggiunto un camper, un furgonato che era parcheggiato tutto storto, non capisco come mai, in modo tale che vedi occupa il posto di 3 camper, in modo tale che se arrivano altri camper non possono starci. Che figata. Mi sembra che questa sera c'è un po' troppo affetto. Ma tu hai già mangiato, Gioia, capisci? Che hai già mangiato? Perché quando c'è troppo affetto è perché tu vuoi le pape di Amy, lo so che scodinzoli, ma te le ho già date, porca troia. E più hai mangiato anche 2 biscotti da cani. Non esageriamo, Ancora, massiccio. E poi hai iniziato a rompere, a fare le scenate quando io ho cucinato i garlic bread, Garlic bread. Lo so, è solo l'Alessia che non capisce niente. È un'opera d'arte quel cibo. Infatti io non vedo l'ora di andare via, vedi? Starmene qua da solo per mangiare garlic bread. Ah, sei ancora qui, Sei ancora qui, Sai che non ti do il cibo. Se vuoi ti porto a fare il giro, ma non ti do il cibo. Inutile che fai quella faccia da cane denutrito, che non è vero. It's not vero. Ah, quanto stalking questa sera, tanto stalking. Prende, viene su e poi va via. Dopo torna giù, mi guarda così, con quella faccia lì, scodinzola e vorrebbe il cibo, ma appena mangiato. Io non capisco, questi cani, andiamo fuori di continuo. E lei non vuole le coccole. Io conosco questo cane vuole il cibo, perché è un cane un po' politico.
non nel senso che ha un comportamento politico, no, nel senso che vuol sempre mangiare. Sento una presenza inquietante mentre svolgo le mie funzioni lavorative. Un CP! Guarda, un CP qua! Buongiorno signor CP, mi dica cosa? Vieni no in braccio, no amore, perché un giorno una zampa, un giorno un'altra zampa e dopo 2 giorni ti ritrovo seduta nella mia sedia quando io non ci sono, perché io vi conosco voi cagnolini che fate un cosino alla volta per vedere fin dove volete arrivare. Io vi conosco. Cosa c'è amore? Ti ho dato tanti biscotti per cani, tante pappine buone, più del dovuto. Dimmi, Buccio, lasciala via, Buccio. Poi le dici se andiamo a fare un giro e non ho voglia di andare fuori. Una roba incredibile. C'è qualcosa che mi pesa nella spalla. Ah, di nuovo il CP. Ah, ciao amore, sei venuta a trovarmi. Ah sì, ciao. Ah, che bello questo CP. Ah, che bello questo CP che è venuto a trovarmi, sì, che vuole tanti coccoloni. È la serata coccolite. Dov'è l'Amy? Amy? Dov'è l'Amy? Amy? Dov'è l'Amy? Chi ha visto l'Amy? Amy? Dov'è l'Amy? Chi ha visto? Ah, è qui l'Amy. Ah, ciao Amy. Ah, qua eri. Ah, guarda. No, basta biscotti. Lei ha imparato anche a indicare, cioè guarda il coso là, la credenza gli dà il colpetto di naso. No, basta. O ancora uno. Vuoi un altro biscotto? Ah, biscotto. Dai. Ah, polivecci. Allora, il biscotto del CP. Il biscotto. Ah, l'ho preso. Ah, vieni qua sopra nella tua cuccia. Vieni a prendere. Ah, il tuo biscotto. Buongiorno Italia. Buongiorno CP. Pensa che bello se vivessimo in un mondo di onesti. So che è una cosa estremamente utopistica, ma prova a immaginare, creati questa immagine, no, con la fantasia. Allora tu adesso tipo prendi, vai in un posto con la tua bicicletta, no? Ma bicicletta magari anche di valore, la appoggi senza legarla, tranquillo, in un posto, prosegui a piedi, quindi ti fai la tua bella vita, vedi, sfrutti queste opportunità che il mondo della materia ti offre, ritorni e te la trovi lì. Ma oltre a ritorni e te la trovi lì, insomma, vai in giro che sei anche tranquillo. Pensa che figata che sarebbe il mondo, Ma a parte il bello, la bellezza, anche la praticità, cioè immaginati tipo che vai in una Jesolo, no? Una zona turistica strapiena con il tuo camper, lo puoi imbucare in mezzo a dei campi o in stradine nascoste e te ne vai tranquillo al mare, che figata, invece di rinunciare a ste robe, perché sai che se fai questo ti ritrovi come minimo 3-4 ladri che sono già entrati dentro a rubarti. Poi con gli anni ci hanno ricamato sopra con la storiella del razzismo, ma che non sia veramente una tendenziosità genetica, no? Perché se leggi nell'evoluzione della specie di Charles Darwin si parlava proprio anche di questa eredità, per carità non tassativa, quindi non sempre garantita, ma comunque anche di questa eredità dei caratteri, dei comportamenti, hai capito? E quindi adesso no, non parlo di sterminare ovviamente, no, ma vedi anche là, porca puttana. Se ci fosse una legge, un po' come in Cina, no? Quando c'era la legge di non far troppi figli, no? Eccetera, eccetera. E se ci fosse una legge che dà il consenso a riprodursi solo a determinate persone, perché non solo acquisiscono una genetica malata, sbagliata, non tanto da un punto di vista fisico, ma anche proprio da un punto di vista psicologico, quindi comportamentale, e pertanto andremo ad escludere, ad esempio, tutti questi ladri. Ovviamente ci saranno sempre, ok? Ma io mi riferisco sempre alle percentuali, alle maggioranze, ok? Anche perché, scusa, certe etnie che praticamente al 99% vivono solo per rubare, se ci pensi, il tempo, la fatica, l'ansia, tutto quanto che
impiegano per rubare e non necessariamente sempre poi vivono nel lusso, ok? Cazzo, la potrebbero impiegare per fare un qualcosa di costruttivo piuttosto che un qualcosa di distruttivo che è il rubare. Però a loro no, un po' la genetica, un po' la tradizione, chiamala la loro cultura, anche se è un po' un bestemmiare il termine cultura questa cosa, si vedono costretti, no? Come fosse normale, no? Un po' come la colazione è un rito e per loro è un rito, diciamo, una cosa normalissima rubare, e queste cose andrebbero distrutte, queste cose potrebbero in gran parte essere distrutte. Ovviamente, ripeto, non parlo del lanciafiamme e camere a gas, assolutamente no, non parlo di violenza, ok? Parlo bensì di selezione, un po' anche parlando in termini di selezione naturale, no? Ricollegandoci sempre al testo di Darwin, una specie, ok, quindi un essere vivente, adatta i propri comportamenti e il proprio anche corpo fisico, ok, le proprie caratteristiche fisiche, ma quello è un altro discorso, alla situazione, ossia agli eventi che circondano il suo cammino, il suo percorso, no? Per esempio, nella zona in cui è abituato a vivere inizia a far sempre più freddo, ok? E allora iniziano un pochino a, pian piano nei secoli, nei millenni, no? Iniziano un pochino a morire di freddo tanti individui, no? Però contemporaneamente cosa succede? Gli individui che tengono di più il freddo, che magari hanno anche, faccio un esempio, il pelo un po' più lungo, quelli sopravvivono. E cosa succede? Sopravvivendo, molto probabilmente un giorno andranno anche a riprodursi, ok? Riproducendosi la prole acquisirà, ok, per eredità genetica questa tendenza ad avere il pelo più lungo, il che questa operazione, questo giucchetto che ti ho appena raccontato, si protrarrà nelle infinite proseguimenti della specie. Il mondo, se dovesse funzionare bene, questo lo si era capito fin dalle più remote antichità, avrebbe bisogno di una monarchia assoluta e autoritaria, una sorta di imperatore, però un imperatore eletto per meritocrazia, ossia non il primo pirla, non il primo corrotto, ma una persona che è stato appurato a determinate qualità morali, intellettuali, strategiche, economiche e via discorrendo. E lì purtroppo la maggioranza, che è il male del pianeta, ok, è da lì che nasce il male, dall'ignoranza della maggioranza, dovrebbe sottostare alle regole di questo potere, di questo imperatore, chiamiamolo, no? Che belli sti prati da correre felici! Questa, secondo me, per il mondo è la soluzione, l'unica soluzione funzionante. C'è una variante che la storia ci ha dimostrato funziona, certo non so se può funzionare in scala globale, o meglio, forse probabilmente potrà funzionare anche in scala globale, ma ci vorrebbero parecchi millenni per farla funzionare. Cos'è? Sopprimere le culture e pian piano imporre una cultura pacifista fondata sull'altruismo. Faccio un esempio, seguimi un attimo, prova a immaginare, adesso non so se hai mai letto dei libri o magari visto anche qualche documentario, no, sulle scuole tibetane o su certi paesi orientali dove ci sono tutti i santoni, no? E per carità adesso purtroppo si stanno anche estinguendo perché la globalizzazione, ahimè, è arrivata anche lì, no? Ma prova a pensare, in quei posti là, ok, può esistere uno che va a stuprare, uno che ruba, uno che fa le rapine, uno che fa i sequestri di persona, il terrorista, cioè non ci si pensa neanche a quelle robe, Dio caro. Le puntine del mondo ha offerto un pacifico riassunto all'eterno modo di dire veneto, mi i coparie tutti. Ragazzi,
Aggiornamento camperistico, mi si sono ghiacciate le grigie e niente, qua continua a esserci -10 e quindi di notte, adesso c'è -2 di giorno e quindi niente, devo tornare in pianura, è una storia già vissuta. Oh Italia, probabilmente questa sarà una nuova puntata che inizia dove io ti saluto che vado via, no? Allora cos'è successo? Niente, continuavano a esserci -3 gradi di giorno, -10 di sera e mi si erano ghiacciate le grigie, sono andato via principalmente per il fatto che non era più piacevole andare in bici e neanche tanto a camminare, per quanto ti vestivi comunque eri troppo goffo, hai capito? Non era bello, non era piacevole, troppo storpia si dice da noi, no? E ti dirai, ma come hai fatto per le grigie? Allora, per le grigie ho risolto là sopra con quasi lo stesso modo con il quale avevo risolto con Scarosso all'epoca. Quella volta con Scarosso erano stati usati vari espedienti, dall'alcol etilico, cos'è che avevo usato di tutto. In questo caso no, ho riscaldato una pentola di acqua bollente, mi sono anche ustionato la mano, adesso capire il perché, e l'ho messa con i vapori, attaccata proprio, l'ho alzata che con i vapori andasse a riscaldare l'uscita delle grigie e quando ho visto che non era più ustionante ma era comunque bella calda, gliel'ho lanciata sotto allo scarico e anche ai bordi dello scarico delle grigie, perché di solito è lì nel tappo che si crea il blocco, hai capito? Così facendo si è aperto un pochino, l'acqua dentro è andata giù e una volta che è andata giù quasi tutta ho buttato altra acqua calda giù per il lavandino, così ha completato il lavoro. Ah, fermi, volevo aggiungere un'altra cosa, la quale non avevo fatto caso, ma in realtà insomma è una cosa decisamente non di poca importanza, perché ti ricordi, no, nelle vecchie puntate col vecchio camper Scarosso, con certe temperature, adesso non mi ricordo, mi pare -6 gradi, una roba del genere, il gas non gassificava, ok? Perché io ho il bombolone, quindi avevo anche lì il bombolone, quindi va solo a GPL, non può andare con bombole solo di propano, no? Ok? E qua ti dico, siamo arrivati tranquillamente a -10 e non solo non si è bloccato nulla, ma non ha dato proprio il minimo cambiamento, cioè non gli è cambiato nulla di nulla. Questo perché il bombolone di Pullmin è particolarmente coibentato e oltre al bombolone probabilmente anche i tubi che poi vanno dal bombolone all'interno. Aspetta, concludendo un attimo anche lo spazio camperistico, vorrei aggiungere anche una piccola nota all'area camper di San Francesco, la quale merita il massimo dei miei voti in assoluto. Però attenzione, io la considero come la miglior area camper in assoluto di tutte quelle che abbia mai provato in tutta Italia, però attenzione, solo esclusivamente per chi riesce a fare un tot di attività fisica, nel senso per chi riesce a camminare o andare in giro in bici per almeno una ventina di chilometri, insomma, perché è circondata di sentieri stupendi, veramente con ambientazioni pazzesche da film, è una quantità esageratissima. Certo che però se mi fai lo stesso ragionamento dell'area camper di Segusino, dove qualcuno è entrato, mi pare su Google Maps, a lasciargli come recensione il commento sì bella ma non c'è niente da fare, ragazzo, lì purtroppo insomma dipende tutto solo da te. È anche parecchio grave che tu dici a una Segusino non c'è niente da fare, che proprio lei è anche lei come il San Francesco stracircondata in una maniera pazzesca di sentieri ed attrazioni, insomma. Da lì possiamo collegare la mia solita frase che un camper senza bicicletta non ha senso. Questo perché ho capito, è bello dormire in camper e sarà anche bello dormire e guardare le montagne, ma è nulla
se paragonato al dormire in camper guardando le montagne, e in più anche andarle a esplorare queste montagne. Cioè, se è inutile abitare, non so, in un bel posto se dopo non lo vai a visitare, o comunque se ne visiti i primi 100 metri, non ha senso sta casa, cioè non sta a far chilometri per niente a buttare via gasolio. Attenzione però, io parlo sempre di bicicletta o bicicletta elettrica perché sai è la mia passione, ma tutto cade se uno è un buon camminatore. Io ho tanti amici che si fanno tranquillamente 20-30 km a piedi come fosse niente. Adesso non dico di fare 20-30 km, però ragazzi almeno un 5-10 km attorno al posto dove stai, insomma quelli sono d'obbligo. Aggiornamenti su Pulmin. Siccome non ho voglia di lavorare, sto cambiando la luce che avevo dietro nel letto a castello, se che c'erano le varie, vedi, le piastrine a luce fredda, che dicevo sempre mi sballa tutto, e metterò la striscia LED a luce calda. Sono sceso al vasone, tutta un'altra temperatura. Test 3, 2, 1, tac, e là, bella, 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 e che c'è ancora, vabbè, il nastro perché si sta attaccando la colla. Per quanto mi diverta e mi piaccia il mio lavoro, reputo giusto dedicare del tempo per me e la mia casa, quindi per cui adesso continuerò questa parte qui che non mi piaceva proprio per niente, e in teoria poi anche questa dovrò passare sotto le guarnizioni, dovrò fare un lavoretto di fino fatto bene, e un giorno deciderei che color fare sto grigio qua alla porta che stona proprio tantissimo. Wow ragazzo, direi che è venuto benissimo, guarda la porta, giù, anzi aspetta che me cavo. Ecco, questa è la visuale con Singano cavato, allora tutto fin giù, guarda gli angoli, Singano muovete pian, sì ok, era per non stare 3 ore a far vedere la roba. E qui ok, ho continuato, quindi c'è dappertutto, giriamoci anche qui di qua e anche qua. Poi quando vai su nel letto inizia a diventare a colori. Qua non lo faccio, almeno credo di no, se no viene troppo potacciato. Sì, il tetto niente, il tetto resta così, solo le pareti, esatto, solo la carta parati, tutto uguale in tutto il camper. CP approva questo elemento? No? CP a fame e basta. Amo! Amo!